Abbiamo perso troppo negli ultimi 7-8 anni e quindi la spinta deve essere quella a cercare di creare maggiore ricchezza per dare maggiore opportunità a tutti quelli che cercano lavoro e che stanno faticosamente trovandolo, ma insomma dobbiamo fare di più e fare meglio. Lo conferma la Camera di Commercio, l'economia non va come dovrebbe. I dati colpiscono soprattutto le piccole aziende ancora troppo pressate da burocrazie e tasse, che significa economia della Marca e del Nord-Est ancora sotto tiro, soprattutto dopo che lo Stato ha deciso di tagliare ulteriormente i già pochi fondi a disposizione per incentivare e sostenere le aziende. L'ultima riduzione riguarda proprio le Camere di Commercio. Le risorse stanno diminuendo talmente in maniera importante che certamente la capacità di dare ulteriore spinta all'economia diventa sempre più difficile. È sempre lo stesso governo che ha deciso di voler tagliare una serie di contributi, di voler rendere più difficile la vita. Così si sta già pensando di andare oltre l'accorpamento con Belluno, puntando ad una Camera di Commercio del Veneto orientale. Le difficoltà economiche di cui stiamo chiacchierando con voi invece stanno facendo capire tutti che bisogna razionalizzare e mettere insieme le cose e quindi questo mi rende più ottimista rispetto a questa possibile progettualità anche nel termine non lunghissimo.